lista, i componenti, quelli che vorremmo che partecipino alla competizione amministrativa o di sarà sicuramente composta, oltre che da esperienze, sicuramente da giovani e sicuramente da donne. Anche le donne sono fondamentali per poter leggere una comunità e per poterne trovare delle soluzioni realistiche. Non si può pensare che soltanto il punto di vista più maschile possa pensare di trovare soluzioni, ma se il problema esiste in una comunità esiste soprattutto a livello della comunità più piccola che fa da tassello molteplice in quella comunità che è la famiglia. La famiglia è spesso governata anche sul piano della povertà emergenza, di come gestire fisicamente la sua vita, la necessità concreta che la donna spesso si percepisce in maniera più chiara. Quindi alla fine sicuramente non abbiamo ancora il programma fatto, ma sappiamo che quello che vorrebbe essere il nostro programma è un programma che si focalizza sostanzialmente sulle tematiche legate al più largo sostegno delle famiglie. Ci troviamo in una situazione sicuramente molto preoccupante, la povertà di tipo economico sta emergendo e sicuramente sempre più paventata, cominciamo a sentirla, a toccarla con mano in maniera sempre più pressante e probabilmente nei prossimi mesi sarà sempre peggio in quanto tutto ci dice che sarà una situazione di crisi economica abbastanza lunga. Devo dire che questa povertà economica se comincia a essere percepita a livello familiare, a livello del singolo individuo soltanto da alcuni mesi a questa parte, da quando i mass media hanno cominciato a paventarla in misura maggiore, a livello di amministrazioni comunali è già da parecchi anni che la crisi, la carenza di risorse, la difficoltà nella gestione, nell'immaginare degli interventi è stata emersa. Il bisogno di risanare il bilancio nazionale ha fatto sì che molte risorse non arrivassero più ai comuni e quindi i comuni dovessero inventare delle soluzioni nuove per poter trovare i soldi per il bilancio e per fare le cose che riteneva di fare per la cittadinanza. Le scelte di questi ultimi 10 anni sono state purtroppo le più facili e quelle più disgreganti per il tessuto di Palazzolo, come in molti altri comuni. Si è pensato alla cosa più facile, di svendere il territorio, di ricavare il più possibile nel modo più facile dalle nostre risorse, dei nostri tesori che abbiamo nella nostra città per poter avere i soldi per fare l'interesse di una parte della cittadinanza e non di tutta la cittadinanza. Sicuramente rivedere uno dei punti delle tracce per poter dare maggiore sicurezza alle famiglie in senso globale, non soltanto economico, è quello di rivedere la logica e l'equilibrio tra gli interessi privati e gli interessi della comunità riguardo al territorio.